Questo lunedì mattina, 27 maggio, a Palermo sono stati sottoscritti tra il governo nazionale rappresentato dalla presidente Giorgia Meloni ed il governo regionale del presidente Renato Schifani una serie di progetti destinati alla Sicilia e attraverso i fondi FSC, praticamente il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Tra i tanti progetti finanziati in favore della provincia di Agrigento, 1.033.000 euro sono stati destinati alla realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello stadio Esseneto. La notizia è stata divulgata nei giorni scorsi ed oggi praticamente è arrivata l'ufficialità. Praticamente questa è stata la molla che ha dato il giusto impulso a Giuseppe Deni e compagni a ricombattarsi ed ad organizzare il prossimo campionato di Serie D, alzando l'asticella rispetto alla stagione appena conclusa. 9 soggetti societari e dirigenziali e grande ottimismo per il futuro. Sul web di solita grande ridda di voci, ma la cosa più importante è che tra scetticismo ed altro si rimane in attesa che si possano vedere fattivamente i lavori nella vecchia ed obsoleta struttura agrigentina.